Nuovamente in diretta con il Sindaco Risponde, ospite nei nostri studi il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi. Ricordo ai nostri telespettatori i riferimenti per poter interagire con noi. Ci potete mandare un SMS al 345 334 1171. In alternativa ci potete scrivere durante tutta la settimana, potete mandare una mail all'indirizzo che vedete, il sindaco risponde @gruppo tv7.com. Vice sindaco, stavamo parlando di viabilità, tra l'altro macro tema che si potrebbe veramente approfondire e sicuramente lo faremo anche nelle prossime puntate del Sindaco Risponde. Prima citava via Gattamelata per quanto riguarda la pista ciclabile, anche lì tra l'altro problemi di viabilità nel corso degli anni insomma sono emersi, anche perché lì c'è lo IOV, c'è l'ospedale, quindi insomma anche quella è un'arteria molto delicata per quanto riguarda la città di Padova, così come arteria fondamentale è quella di via Friburgo. State realizzando delle barriere fonoassorbenti che insomma credo che chiunque passi per via Friburgo le vede. Ci spieghi un po' nel dettaglio insomma come funziona il progetto, intanto cosa andrete a realizzare e poi l'utilità delle barriere fonoassorbenti. Sì, un'opera imponente, anche perché già la si vede per chi passa di là un po' nella sua dimensione, e è un'opera anche che i cittadini di quella zona ci chiedevano da qualche decennio, perché le case lì del quartiere Stanga su quel lato, le barriere invece lato San Lazzaro le abbiamo rinforzate e rialzate qualche anno prima, e sono a ridosso sia di una strada molto trafficata che è via Friburgo, ma soprattutto della linea ferroviaria dei treni merci, quindi la ferrovia dell'Interporto, con rumori sia di giorno che di notte davvero assordanti. Ecco, qui si vede il percorso. Attualmente la strada è un cantiere in questo senso, nel senso che siccome l'intervento si sta realizzando in prossimità della strada, abbiamo tenuto una corsia per il cantiere. Realizziamo quella sagoma che si vede, quindi una barriera fonoassorbente che ha l'obiettivo di respingere e assorbire il rumore, quindi proteggere dal rumore le abitazioni che stanno dietro. Ci sono oltre 600 persone che ci abitano proprio nelle immediate vicinanze, ma tutto il resto del quartiere là dietro. E sostanzialmente si crea una collina, quindi una barriera naturale che utilizza, diciamo, la terra in modo particolare, circa alta 4 metri, e poi sopra la quale verrà predisposta una barriera metallica come ulteriore elemento, come dire, assorbente e riflettente, quindi un fronte di 7 metri. Il vantaggio della barriera naturale è che da una parte non si fanno fondamenta, quindi non impermeabilizziamo suolo, utilizziamo materiali non sintetici, ma diventa, come si vede dallo schema che adesso si sta ritraendo, il supporto per una nuova e rigogliosa alberatura. Ecco, noi ci teniamo molto che l'intervento li ristabilisca anche condizioni di vivibilità dell'area e di verde molto più importanti di quello che c'erano prima. Quindi... Anche perché l'intervento aveva richiesto, se non sbaglio, l'abbattimento di circa 120 alberi, causando anche un po' di malcontento tra alcuni residenti, però poi voi avete anche specificato come molte di quelle alberature in realtà dovessero essere già rimosse perché avevano delle problematiche. Sì, era un intervento che poteva essere fatto nel giro di pochi anni, la sostituzione, ma approfittando del fatto che si devono fare le barriere, abbiamo trovato poi una situazione di alberi in condizioni molto, molto difficili, e anche con le indicazioni di ferrovie di toglierli da lì perché erano, come dire, molto vicini e a rischio schianto sui binari, quindi un intervento anche di sicurezza che però ristabilisce lì un numero molto superiore di alberi rispetto a quelli piantati, e la superficie anche che stiamo realizzando ci consente, come dire, di poter poi anche apprezzare in altezza anche più velocemente, insomma, il risultato di verde. Vogliamo anche attrezzare l'area in modo tale che sia un'area verde godibile. E chi prima utilizzava il giardino e si vedeva sullo sfondo via Friburgo, tra poco, quando l'opera sarà terminata, invece vedrà una collinetta
verde con alberi e cespugli e verde e quant'altro, e anche delle attrezzature, quindi insomma l'idea di ridurre il rumore ma anche ricostituire una zona di verde anche più accogliente. Senta Vice Sindaco, cambiamo argomento, le chiedo quanto è difficile insomma, come dire, contemperare, quindi mettere d'accordo, per così dire, una città universitaria, quindi con decine di migliaia di studenti che soprattutto nel periodo estivo insomma hanno necessità, richiedono di potersi divertire, con i residenti che invece hanno bisogno di riposare. Anche questa è una tematica insomma storica per quanto riguarda la città di Padova, un tema che ogni anno torna più o meno a riproporsi. Voi ci state provando adesso con gli street tutor. Sì. È difficile in città mettere d'accordo tutti su tantissimi temi. Anche questo abbiamo, come dire, situazioni di interessi e modalità insomma confliggenti. Non è solo l'universitario che diciamo approfitta o, come dire, utilizza, vive le dinamiche di una città che è una città comunque che è piena di giovani, e quindi anche da fuori città insomma si viene a passare la serata in una città viva come Padova, insomma, e anche città vicino a noi, insomma, anche seppur grandi, non hanno sicuramente la nostra vitalità. È un fatto da preservare. Noi vogliamo farlo però nel rispetto dei quartieri, delle persone e di chi deve riposare, di chi ha altri anche interessi. Mi rendo conto che non sempre questo si riesce, ma noi vogliamo lavorare per una convivenza di questi fenomeni. Stiamo utilizzando gli street tutor, li utilizzano anche in un'altra ventina di città che hanno iniziato a utilizzare questo strumento, città anche più grandi di Padova, penso a Bologna, ma anche in altri capoluoghi di provincia. E molte, da quello provincia. che so, hanno proprio chiesto informazioni a Padova, insomma, vi hanno contattati per sapere se il progetto fosse valido, cosa che voi ritenete, perché di fatto è la terza volta che lo riproponete. Ma noi anche dove diciamo bisogna migliorare le performance vogliamo lavorare per migliorare le performance, quindi non è che da quando ci sono gli street tutor tutto come dire è perfetto, però diciamo è lo strumento che vuole, come dire, conciliare, controllare e responsabilizzare l'amministrazione comunale, ma anche gli esercenti, anche gli utenti, ed andare a intervenire poi anche quando c'è la necessità, perché poi gli street tutor sono a contatto con le forze dell'ordine quando sarà necessario, ma possono anche darci delle indicazioni su come superare alcune situazioni di difficoltà. Ecco, li vedrete, insomma li vedete perché di fatto sono già entrati in servizio, andranno avanti a presidiare, per così dire, le zone più delicate sul fronte della cosiddetta movida al mercoledì, al venerdì e al sabato sera fino a tarda notte, quindi insomma circa fino alle 3 di notte. Questo dimostra insomma la vostra attenzione nel presidiare la città anche nelle ore serali. Il mercoledì al portello e invece il venerdì e il sabato nelle piazze. Parliamo, Vice Sindaco, adesso cambiamo ancora argomento, di illuminazione pubblica, perché è un altro tema su cui voi puntate molto, lo slogan insomma, che ripetete, che una città più illuminata è una città più bella ed è una città anche più sicura, e poi c'è tutto il tema legato al LED, insomma, per il sostenibilità ambientale da una parte e ovviamente insomma, risparmio in bolletta dall'altra. È proprio così, è il motivo per cui stiamo spingendo molto su questo tema. Stiamo facendo grandi investimenti, l'ultimo è di 4.600.000 euro. Per chi ricorda l'investimento fatto all'Arcella, che superava di poco i 2 milioni, stiamo parlando di un intervento molto più esteso, che comprende l'area della città che sta a sud di Prato della Valle, quindi da sotto Santa Giustina a Prato della Valle, quell'asse lì, fino al canale scaricatore, quindi lì intercetta quartieri anche molto popolati e molto importanti, e dove era necessario un intervento di miglioramento dell'illuminazione, perché lì eravamo con la lampadina, come dire, anteguerra, che
scarso rendimento luminoso, pessima visibilità, e che è un elemento anche di sicurezza stradale non da poco, e anche alti grossi consumi. Quindi stiamo intervenendo nella zona di Madonna Pellegrina, Sant'Osvaldo, arriveremo a Santa Rita, alcuni pezzi di Città Giardino. Abbiamo iniziato anche su San Lazzaro, quindi come dire satellite da questo punto di vista, e stiamo per approntarci anche su Camin. Diciamo una vasta area. Noi superiamo il 50% della città illuminata a LED, e come ricordava lei, insomma, per noi una città meglio illuminata è una città dove si vive meglio. Intanto i posti sono più gradevoli, la città, il quartiere, la strada sotto casa è più accogliente, ma ci sentiamo anche più sicuri perché ci si vede meglio. E il tema della sicurezza stradale, come dicevo prima, non è secondario, perché un attraversamento pedonale meglio illuminato, la pista ciclabile al lato, vederci meglio significa anche avere condizioni di sicurezza migliori. L'obiettivo finale è arrivare ad illuminare tutta la città a LED, o insomma ci sono delle zone che magari per il momento ritenete già soddisfacenti e a cui magari non darete la priorità? Ecco. Sono soddisfacenti quelle già illuminate al LED, per il resto bisogna proseguire. La logica non è sempre geografica, ma andiamo a farlo in base anche all'entità degli investimenti, laddove dobbiamo anche andare a risanare la rete pubblica, e quindi se abbiamo vecchie cabine, vecchi impianti, e abbiamo risorse, come dire, importanti come queste, ne approfittiamo per anche andare a risanare, a ricambiare anche la rete vera e propria, quindi non solo la sostituzione della lampada. E infatti in questi quartieri vedete anche degli scavi, perché proprio si vanno a sostituire, insomma, tutta la parte impiantistica. Alle volte hai meno risorse, quindi punti più sulla quantità, vai dove la rete è già buona ma non hai le lampade a LED, e quindi sostituisci semplicemente le lampadine. San Lazzaro, per esempio, è un intervento ibrido da questo punto di vista. Un pezzo di quartiere ha bisogno degli impianti nuovi, ma tutto il resto invece procediamo a sostituzione di lampade. Alle volte anche spostiamo pali, perché alle volte non è ben illuminata una strada perché il palo è in coincidenza con l'albero, e ci troviamo questi errori di valutazione fatti nel passato che oggi diventano dei disagi. Allora in quel caso spostiamo anche il palo. Bisogna andare a sistemare. Andiamo a leggere un altro messaggio per lei, vice sindaco. Vediamo questa ulteriore richiesta che le arriva dai padovani. Nel piano di bonifica e tutela del territorio si parla di molte opere idrauliche propedeutiche a contenere fenomeni atmosferici e allo stesso tempo recupero di acque naturali per irrigazione. Penso al bacino Montà-Brusegana, in particolare strozzatura Porta Trento. Questo è il messaggio di Massimo, il secondo messaggio del nostro telespettatore Massimo, che ha insomma voluto specificare il senso della sua domanda precedente. Eventualmente credo, vice sindaco, che poi gli potrete far sapere, insomma, anche nel dettaglio sì, esatto. la sua il bacino, richiesta. quello di Brusegana, non prevede questo tipo di soluzione. All'epoca non c'era questa, come dire, non c'è stata, diciamo, questa soluzione nella progettazione, non vivevamo ancora quella situazione, anche se in effetti progettazioni più lungimiranti lo hanno fatto. Dobbiamo raccogliere anche il senso del messaggio del telespettatore in questo senso, aggiornando anche la nostra capacità di progettazione, non solo nel difendersi dall'acqua in eccesso, ma approfittare delle acque in eccesso per poterle riutilizzare. Ha ragione Massimo. Illuminazione, stavamo parlando di illuminazione che riguarda anche le mura, a cui voi tenete molto, perché insomma è un progetto partito quello negli ultimi anni di valorizzazione della cinta muraria di Padova, insomma, che credo vi stia dando anche parecchia soddisfazione, perché ci tenete molto. Sì, tra un po' si vedrà. In alcuni tratti, penso a Via Manzoni, se passate e guardate le mura vedrete degli scatolotti di calcestruzzo, colorati del colore della terra, della pietra, e sono i supporti per la nuova illuminazione delle mura. Le mura le incontriamo spesso in città, alle volte non ce ne accorgiamo neanche, sono 11 km di mura.
Ne stiamo ristrutturando una parte consistente, circa 4, anche più di 4, e l'intervento di illuminazione serve a dar risalto a quello che è il monumento più grande della città, e la sera, se illuminato, dà anche maggior, come dire, prestigio, forza non solo alle mura ma alla città, perché ti permette di godere di uno spazio che è molto bello. Le mura sono belle perché, al di là dell'elemento diciamo in mattoni, che comunque ha il suo, come dire, fascino, la città fortificata, parla del nostro sistema difensivo del Cinquecento, e comunque offrono altre opportunità, perché lungo le mura la zona del Vallo, insomma, comunque è un anello verde che circonda la città di Padova. In alcuni casi sono dei giardini che noi già utilizziamo come spazi di svago, pensiamo ai giardini Fistomba, o spazi invece giardini monumentali come Rosetto di Santa Giustina e il Treves. Sono spazi della città. Sono anche dei collegamenti formidabili, sia via terra, ciclabili intorno alla città, e anche via acque che potremmo sfruttare meglio. Insomma, quindi una risorsa importante, l'illuminazione darà anche maggior visibilità. Senta, ci sono novità per quanto riguarda invece lo stadio Appiani, perché il cantiere per la demolizione della tribuna si era fermato perché avevate trovato dell'amianto. Ecco, da questo punto di vista a che punto siete? Giorgio me lo ricordava sempre dell'Appiani. E allora,